Salvatore. Salve. Insomma, questo è un incontro fammi vedere come stai. Stai bene, stai bene. Guardati un po' nella telecamera come se fosse uno specchio. Guarda, bello, molto bello. Allora, tu sei sincero o bugiardo? Sincero. Quanto più possibile. Sì. Quanto più possibile. Ecco, io ci credo però, da casa non lo so. Allora ti faccio la domanda. Spero solo non vada in difficoltà. Ecco, tu sei sincero o bugiardo? Sincero. Sincero. Senti, adesso facciamo una prova per vedere quanto sei veloce, no? Quanto sei assolutamente pronto, quindi stiamo per fare un playback. Però prima c'è bisogno di una cosa, devo chiamare una persona. Salvatore, aspetta un attimo che ho bisogno di una persona per fare questa prova. Vieni caro, vieni. Ecco, sali qua, perfetto, bene. Come stai? Bene. Tu conosci Luciano Caldore? No, ma che lo vedo, me lo ricordo. Mo che lo vedi, te lo ricordi. Vogliamo dare questa cosa? Ecco, grazie. Allora, molto perfettamente. Tu userai questo cavatappi come microfono. Okay. Adesso ci inventiamo un playback. Okay. Io ti mando una canzoncina veramente famosa. Sarà Perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Quella. Fai attenzione perché parte così subito e finisce. Sarà perché ti amo, è un'emozione. Molto bene, credibile, guarda, siamo credibile. cavati. Senti un po', ci sono le invasioni perse, ti faccio ascoltare Vasco Rossi che mentre parla della sua musica si scorda tutto e si perde. Guardala, ecco, vediamo. Guarda. Succede. Se non cantassi sarei stanco, sì, cioè sarei già andato, se non avessi questo straordinario strumento di espressione. Io lo vivo proprio come, cioè io scrivo le canzoni come un pittore fa i quadri, capito? Ecco, in questo senso, cioè io dipingo delle emozioni, fotografo delle sensazioni, eccetera, e quindi cioè, mi sono perso, però non mi ricordo più. E con lui si perde, parla della sua musica, all'improvviso resta lì e dice no, ma io mi sono perso. Ora capita, no, di perdersi, certo, di non riuscire a fare una cosa. Allora io mi chiedo, per te è molto più grave una non riuscita in un rapporto sessuale o un disco che per esempio va male e non se lo compra nessuno? Diciamo una non riuscita a livello sessuale può rimanere anche lì la cosa, insomma, alla fine ma quando un disco lo fai e tutto il pubblico non l'accetta, lì è una cosa grave, credo. Ecco. Credo che quella è una cosa, insomma, è lo sviluppo dell'insuccesso. Lo sviluppo per dell'insuccesso. Un cantante. È quasi un pensiero filosofico, sì. Diciamo. Scusa, ammesso che Chip, questo è Chip, te lo voglio presentare, Chip è la tua fidanzata. Vuoi spiegare alla tua fidanzata che stasera non sei in forma e che quindi non puoi... Ok. Beh, prego. Senti tesoro, io... Ecco... E va pure, cioè. A me dispiace dirlo, ma stasera non me la sento, sai, le cose sono andate male oggi, sono tutto così frastornato. Sì. Lo facciamo domani, ok? Sì, dammi chip che me lo stai sconvolgendo, me lo stai trattando male. Bene, allora qual è la parola che dici di più? Per intercalare, insomma. Sì. Bene, sono tante, però adesso una che mi viene in mente così. La prima. In modo volante. Allora, vediamo, qual è la parola che dico di più? Buongiorno, perché il buongiorno lo do quasi a tutti. Tu incontri tutta la gente di mattina? Quasi la gente che incontro. Sì, se la incontri dopo le 5? Buongiorno, buonasera, voglio dire, queste sono le parole più usate. È meglio un amante che ti ricatta o una moglie che ti tradisce? Ma prendiamoci tutto il tempo. Sì. Ma andiamo tranquilli. Meglio una donna che ti
che ti ricatta che ti tradisca la moglie, perché quello ti rimane proprio un segno indelebile. Sì, ma se no? poi l'amante che ti ricatta va a dire tutto alla moglie, e di conseguenza poi la moglie ti... E beh, lì si può anche poi trattare con la moglie e quindi alla fine trovare una soluzione. Sì, ecco, Chip e tua moglie. qua. Vuoi dire a tua moglie che tu l'hai tradita? Prego. Certo. Sì. Tesoro, senti, io volevo dirti una cosa. Sembra ma sempre lo stesso tono. Cioè, cambio, scusa, cambio, ma no, voglio cambio, fare un attimo una cambio. prova. Dici a tua moglie, senti, cara, scendo, vado a comprare Allora, un va chilo bene. di pane. Ok, No, un ok. chilo di pane. Scusa, fammi fare sta prova. Senti, tesoro, scendo un attimo da comprare un chilo di pane, ok? Ecco, adesso dici, guarda cara, ti ho tradito. Prego. Guarda, cara, ti ho tradito. Dammi Chip. No, dammi Chip. Non te lo meriti. Bene, senti un po'. Adesso c'è la prova di recitazione. Sì, pensate. Che è importante, comincia ad entrare in trance, io ti faccio vedere uno spot famosissimo di Rocco Siffredi Quella. che cerca di proporci la patatina. Quella. Guarda la clip. La famosa. La famosa, sì. Io di patatine ne ho prese tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa. Le mangiavo così, senza tanti complimenti, anche 3 alla volta. Ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte. Spot censurato, tra l'altro, non sì, è sì, andato sì, in non è onda, andato più in onda. perché Per i un po' sì, riferimenti... poi l'hanno tolto. Sì, scusami, mi prendo il microfono, ti tolgo il microfono. E allora, adesso, questo è il testo della pubblicità in sintesi, insomma, poche battute. Luciano, credibile, pieno di intenzione e di colore, guardando nella telecamera che hai lì di fronte... Stai vendendo le patatine, Certo. chiaramente, quindi la gente se le deve mangiare, le patatine. Prego, siamo qui, in attesa. Devo fare questo spot. Vuoi il ciak? Va bene, un via, va. 3, 2, 1, ciak! Io di patatine ne ho presentate... No, presentate, non ne presentate niente, a patatine non si presenta. Hai ragione, Allora, hai ragione. ricominciamo, Facciamo, sì. allora. Sì, prego. Che ridi, Luciano? No, perché- Ma quello è un fatto importante, stai parlando della patatina. In questo momento ti stai giocando gran parte delle patatine in ascolto, prego. Allora, io di patatine ne ho prese tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte, americane, tedesche, olandesi. Con la sorpresa, fidati di uno che l'ha provate tutte. Ok? No, ok, non ci sta. Ah, non ci stava. Cioè, mica ci puoi mettere come ok. Il Rocco Siffredi ok, ma insomma, ma Luciano, vuoi rifare la parte finale? La parte Ma, insomma, finale. Sì, prego. Fidati di uno che le ha provate tutte. Yeah. Bene. L'hai detto tu, non c'è Mamma però. mia, Non c'è. Mamma mia, L'hai Luciano, detta tu. guarda come Rocco Siffredi, veramente non sei per niente credibile. Senti un po', ti amo in napoletano, come si dice? In genere a Napoli diciamo te voglio bene. Questa è la frase. Insomma, diventa più o meno... Diventa. Tu lo dici Te spesso voglio bene. alla tua donna, lo dici, te voglio bene. beh, certo, no, Tu no. chiedi alla tua donna se ti ama? È chiaro. Ogni mattina, dopo aver detto buongiorno, dici... Ogni tanto si chiede perché è anche bello sentirselo dire. Ti viene il dubbio, insomma. ti No, viene il è bello sentirselo dire. Bene, momento delle facce, che è importante saper fare le facce alla televisione. Adesso ti faccio vedere un filmato che noi abbiamo preso dalla rete con un ragazzo che dimostra quanto sono importanti le facce e quanto è importante metterci la faccia. Guarda la Vediamo. clip, guarda la... Chi ce l'ha e non lo sa, chi ce l'ha e lo sa, chi non ce l'ha e lo sa e chi non ce l'ha e ancora non vuole capirlo. Magari la cosa triste arriva quando uno finisce in televisione a uno di quei concorsi di bellezza truccati e mostra al mondo la sua faccia. La vincitrice per la fascia Geloni al vento è la numero 60! Bravissima, brava! Allora, quello che volevo dire io è che ancora più triste di chi si vanta di essere bello, buono e simpatico è chi si vanta di essere una merda. E ce ne sono. Beh, insomma, è dura, ma dimostra anche quanto è importante mettercela questa faccia. Ti do 3 situazioni diverse, per ogni situazione mi fai la tua faccia. Signorini racconta di avere una storia sessuale con te. Che faccia fai? Cioè, della serie, come ti permetti? Come se io non so niente. Tu non sai niente. Io non so niente. Ma Signorini lo sa però. Lui lo sa. Ma non è che Signorini dice le cose a caso, che si sveglia una mattina e dice io ho avuto una storia con Luciano Caldori. Se l'ha detto è vero. Appunto per questo credo che non lo dica mai, perché lui è sincero. Ecco, bene. Allora, urlano il nome di un tuo collega ad un tuo concerto. Sì. Tu che faccia fai?
E quasi ti vergogni perché... Quasi mi voglio nascondere, no? Quasi ti voglio... Falla bene, perché fai bene questo... Bene, molto bene. Tua moglie, scopri tua moglie a letto con un altro. Allora, mia moglie... È facile. Tua moglie ti fa le corna con un altro. È proprio un pensiero facile. Ecco, qual è la faccia che fai? Bravo, insomma, quasi sceneggiata, quasi un omaggio a Pino Mauro, insomma, quasi una roba di quelle lì. Ecco, bene. Allora, dove, anzi, Pino Mauro, nel senso che è il massimo del cattivo, è l'icona della sceneggiata. Film che ha fatto, fai una faccia alla Pino Mauro, prego, nella cosa. Come fa Pino Mauro? Pino Mauro è una faccia seria. Proprio. Come... ecco, insomma. Bene. Basta, perché sennò Pino Mauro sì. Ecco, allora, chi sei? Sono Luciano. Devo ritornare in me. No, non lo so, chi sei? Luciano. Bene, dove sei? Non puoi dire anche Rai 1. Campania. Vuoi davvero quello che fai? Certo, se lo voglio lo faccio. Se non lo faccio non lo voglio. È sorprendente, veramente. Sei sorprendente. Allora, in chiusura, dischi, eventi, concerti, ne fai? Sì. Stiamo definendo l'ultimo singolo che uscirà per gennaio. Sì. Con una canzone che ha scritto il mio produttore Angelo Coppola. Sì. E quindi con un ritmo un po' diverso, un ritmo reggaeton, una cosa molto carina. Sì. Senti, ma è vero che tu e Gino Coppola siete una coppia di fatto adesso? Coppia artistica, ecco. Amici fratelli, ci vogliamo bene. Non volete adottare nessuno? No. Convivete o convivete in casa? Anche due fratelli possono adottare un bambino? No, se è questo allora lo faremo. Ecco, perfetto, può essere un'idea. Grazie a Luciano Caldore, cari telespettatori, non finisce, lo sapete, continua.